Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e oggi mi trovate con un tono un attimino più serio. Oggi parliamo di un argomento che non so onestamente se ridere o piangere, intanto ringrazio Paolo per avermi segnalato la notizia e voi lo sapete che stanno accusando gli scacchi di essere un gioco razzista? Eh sì, gli scacchi sono assolutamente un gioco razzista. Chi non pensa di sentirsi un bianco superiore quando gioca a scacchi solo perché il bianco è il primo a muovere? Tant'è che quando mi ritrovo nei tornei a giocare col nero abbandono subito perché io non voglio giocare con i neri, io voglio giocare col bianco. Ragazzi, stiamo veramente delirando con sta scusa che non si può dire nulla, non si può dire nulla, si è accusato di questo, e questo è razzismo, e cosa... Non si può neanche più giocare a scacchi fra poco e addirittura sapete che stanno togliendo dagli scaffali un sacco di cioccolatini, perché ci sono dei cioccolatini svizzeri che si chiamano teste di Moro, non li producono più, nei Migros li hanno tolti dagli scaffali, in più ora stanno facendo casino anche sui cereali della prima colazione Coco Pops. Eh sì, è perché purtroppo c'è una scimmietta nera che mangia questi cereali neri. Ah, allora, deve essere tutto bianco nella vita o può esserci anche qualcosa di nero marroncino? Se è un cioccolatino, a meno che non è un cioccolato bianco, sarà nero marroncino o non è possibile neanche più fare queste cose qui. Cioè, stiamo veramente impazzendo. La cosa interessante è che se sulla questione ci sono espressi grandissimi giocatori dal calibro di Karpov, grandissimi giocatori dal calibro di Kasparov. Karpov che cosa dice? Che secondo lui è una follia totale. Cioè, il razzismo e gli scacchi non hanno proprio nulla da spartire e in effetti gli scacchi sono il gioco più democratico in assoluto. Sei bravo, vinci. Sei meno bravo, perdi. Non c'è un arbitro che può aver visto bene, aver visto male, può darti una mano. No, se sei bravo, vinci, 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 arriverai a sfidare poi il campione del mondo, qualsiasi sia il tuo colore di pelle, il tuo pensiero, il maschio, se sei maschio o femmina, qualsiasi cosa. Cioè è il gioco più meritocratico che esista al mondo. Il migliore di tutti ad esprimersi è stato Garry Kasparov, che giustamente ha detto all'ABC di Sydney, che sono loro che hanno scatenato questo putiferio, ha detto ragazzi, se proprio volete un gioco in cui sia il nero a giocare per primo, giocate a Go, che è questo gioco cinese, che tra l'altro dicono che sia più difficile degli scacchi in cui devi muovere queste pietrine, e nel gioco di Go è il nero a muovere per primo. Quindi Kasparov ha detto, senti, andate lì, andate a giocare a Go, non rompeteci le balle, a noi che giochiamo a scacchi da anni e anni, con anni e anni di tradizione e anni di teoria degli scacchi, perché ciò andrebbe chiaramente a influire su tutto. Quello che invece non mi è piaciuto è stata la risposta del campione del mondo Carlsen e anche del suo amichetto Anish Giri. Io penso onestamente, poi posso sbagliare sicuramente, che ci sia stato un sostanzioso incentivo per realizzare questo video. Spero di riuscire a inserirlo. Praticamente c'è Carlsen e Ghiri dove dicono facciamo una piccola infrazione degli scacchi oggi per cambiare le menti domani e fanno una partita in cui è il nero che muore per primo. Io penso che questa sia una follia totale. Non bisogna vedere il razzismo laddove non c'è, ma secondo voi uno scacchista che si fa una partita a scacchi va a pensare al razzismo, ragazzi? Dai, facciamo i seri. Ditemi cosa ne pensate qui sotto con un commento. Io ho già espresso la mia, anche se sarei dovuto essere imparziale, ma tutto ciò mi sembra veramente che abbia dell'assurdo. Bene ragazzi, noi ci vediamo domani con un nuovo video, questa volta sarà un video più divertente o istruttivo, ma scusate questa polemica di oggi, ma ci voleva soprattutto perché ho bisogno di sentire il parere di altri scacchisti. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!